L'insegnamento più grande è di andare avanti sempre, malgrado le difficoltà, malgrado tutto quanto. L'importante è avere un sorriso e dai che femo. Eh, Dai che femo. ah sì, anche quando organizzava la festa dei trattori era... Ci metteva tanto impegno perché non sì. dormiva la notte. Insomma, si meritava tanto e forse era troppo buono per stare qua con noi. Stretti in un abbraccio a colmare quel vuoto troppo difficile da riempire, Claudia e la figlia Monica non riescono a trattenere le lacrime nel parlare del loro Stefano Tonin, morto tragicamente a 57 anni, 58 il prossimo dicembre, per un malore mentre era a lavoro in un cantiere a San Martino di Lupari, nel Padovano. Il dolore è troppo, i ricordi ora sono l'unica chiave per tenerlo ancora tra loro, in via Palù, a Castelmigno di Resana, nel Trevigiano. E allora ecco che mamma e figlia si mettono a sfogliare quell'album di ricordi preparato con tanto amore da Monica, per il 50° compleanno di papà, e subito spunta un sorriso, un tuffo nel passato che ora diventa ossigeno. L'incontro tra Claudia e Stefano alla Sagra di Paese, la passione per moto e trattori, il matrimonio a Venezia nel 1998, proprio l'1 agosto sarebbe stato il loro 28° anniversario, e poi l'immensa gioia dell'arrivo di Monica nel 2005. Ha fatto sempre del bene. Poi l'anno scorso che aveva perso suo papà era... sì, si era un po' buttato giù, difatti, però ha detto bisogna sempre andare avanti col sorriso, come faceva suo papà. E allora... Proprio quel sorriso che si è spento nel cantiere di via Meucci, Stefano, secondo le prime ricostruzioni, aveva da poco finito di effettuare degli scavi sul manto stradale per conto della ditta Costruzioni Generali Postumia di Castelfranco Veneto. Mentre si stava cambiando per tornare a casa, ha accusato il malore. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei sanitari che l'hanno trasportato all'ospedale di Cittadella, dove però il 57enne è deceduto. Lo Spisa, allora, indaga per chiarire se l'orario di lavoro rientri o meno nell'ordinanza regionale firmata negli scorsi giorni dal presidente Alberto Stefani, ordinanza che vieta di lavorare all'aperto proprio nelle ore più calde della giornata. Resta da capire quindi se il caldo torrido sia una delle cause della morte. Ad intervenire sul caso anche ETRA, che smentisce le prime indicazioni secondo cui Tonin fosse impegnato a lavorare per la Multiutility. Il più sentito cordoglio per la morte del lavoratore ieri a San Martino di Lupari, la propria vicinanza alla famiglia, ma ritiene opportuno precisare che quel cantiere è relativo a un'utilizzazione privata e non è gestito da ETRA stessa. La famiglia però parla di uno Stefano diverso dal solito nei 2 giorni precedenti al dramma. Lamentava fitte lancinanti alla schiena. Saranno di nuovo i calcoli, diceva. Poi la pesante stanchezza che lo faceva addormentare ovunque. Tutti segnali che però non l'hanno spinto a rivolgersi a un medico e che non l'hanno fermato dall'andare al lavoro. Una scelta che forse gli avrebbe salvato la vita. Segnali che non fanno pensare a moglie e figlia ad un malore per colpa del caldo. Saranno però ora le indagini a chiarire ogni dubbio.